uno degli eventi più antichi del Veneto, ricordata nello Statuto Vicentino del 1264, disciplinata dagli Scaligeri nel 1339 e confermata dalla Repubblica Veneta nel 1404, anche se ufficialmente istituita nel 1670. Le cronache del passato raccontano di centinaia di persone che dalla Lessinia e dai paesi del Vicentino confluivano ad Arzignano per l'appuntamento che inizialmente si svolgeva dentro le mura del castello, per molti visto come l'unica occasione di baratto di prodotti agricoli con tele, panni, cuoio e derrate alimentari. Questa era la Fiera dei Santi, evento che parla tutt'oggi e ancora di più in un periodo segnato dal Covid di rilancio e ripartenza per il territorio. È un appuntamento antico e che quest'anno però è stato rivisto in chiave più moderna e più innovativa. Pur mantenendo però gli elementi tradizionali, ricordiamo quindi le specialità culinarie presso lo stand della Proloco, lo stand o la baita degli Alpini, ma saranno soprattutto 2 settimane per le famiglie. Abbiamo deciso di svilupparla in 2 settimane di eventi, quindi si inizierà ufficialmente con la domenica 31 ottobre e lunedì 1 novembre con la classica fiera con le bancarelle in piazza Marconi, le giostre nelle piazze e oltre 80 bancarelle nel parco dello sport. E per il concerto di Ognissanti saranno ospitati solisti veneti, ambasciatori della musica veneta nel mondo con le 4 stagioni di Vivaldi.